Significa una Sardegna in rete per usare la rete e per apprendere tutti quegli strumenti che servono per le professioni di oggi e di domani. Ma la Sardegna è sempre un po' idiosincratica tra passato e estremo futuro. Quanto è importante incontrarsi, fare rete e trovare un equilibrio per il futuro della Sardegna? Determinante, è verissimo quello che dici. C'è una differenza, uno iato profondo tra una Sardegna ferma in vecchi schemi senza nessuna volontà né sociale né istituzionale di cambiamento. Per contro c'è un mainstream gigantesco che dalla rete è già uscito, ha già travasato verso i territori e sta contaminando tutto. Sono certo che o per cambio generazionale o per cambio anagrafico o per forza debordante del sistema sardo dell'innovazione tutti quanti si adegueranno e avranno un futuro migliore. Oggi qui ci sono le scuole, anche tu hai dei figli. Eh, Qual è il gap ancora oggi tra la scuola tradizionale e la scuola del futuro perché si possono usare le tecnologie in maniera proficua? Totalmente starata, quindi un divario gigantesco, il cui diciamo, le equazioni per colmarlo sono spessissimo a carico di docenti di buona volontà, di docenti singoli e di illuminati. Attualmente, secondo me, tolta la scuola materna che ha e deve avere un significato ancora particolare, se vogliamo tradizionale, per parte tolta ancora la scuola elementare che deve avere ancora un significato particolare che comunque il sistema formativo italiano ha generato e ha creato, non mostri ma delle belle intelligenze. Abbiamo invece nel complesso per le medie e per le superiori e per buona parte anche nel sistema universitario attualmente dei piani formativi, delle offerte didattiche che a mio avviso non sono completamente contemporanee. Ciò che serve è uscire dagli schemi, non solo curare i percorsi di creatività e verso l'imprenditorialità, ma comprendere dal principio che tutto il digitale, tutti gli strumenti elettronici, dalla programmazione in su, sono come dire, l'infrastruttura di base oramai. Compreso questo e utilizzati non solo come strumenti didattici, ma anche come strumenti su cui appoggia il resto, bisogna costruire come dire, dei profili formativi più contemporanei, più multidisciplinari, più spinti nel creare delle persone non solo che servono alle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto che servono alle imprese di domani. Come te l'immagini la Sardegna nel 2050? Me l'immagino cambiata, mi immagino una Sardegna che ha compreso quello che è il valore dell'ambiente e dell'acqua, che ha ripreso i valori etici e sociali, che ha ripreso il valore di fiducia, dove gli scambi ci sono e sono fluidi, dove il fintech ha sostituito le banche tradizionali, dove si è compreso che indipendentemente dall'essere un'isola possiamo comunque essere un'isola nel mondo.